Dottor Paolo Passadore, responsabile del reparto di neurologia dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Oggi siamo qui per presentare alcuni progetti che riguardano proprio la cura dal momento della prevenzione fino alla riabilitazione sul territorio legati all'ictus per la settimana mondiale del cervello. Quali sono le novità e qual è il progetto che lei ha presentato oggi? Sì, diciamo che abbiamo sfruttato questo momento della giornata mondiale del cervello per evidenziare quelle che sono le nuove tematiche della gestione appunto dell'ictus in fase acuta, quindi l'utilizzo di un trattamento, il cosiddetto fibrinolitico, cioè l'RTPA, che è un farmaco che è in grado di sciogliere in maniera immediata un coagulo che mette a rischio appunto di ischemia il parenchima cerebrale. È un tipo di terapia che viene utilizzata ormai da qualche anno, ma che necessita di una serie di percorsi, sin dal domicilio e quindi dai primi momenti in cui l'ictus si instaura, una serie di percorsi che devono essere ben definiti proprio per portare nel più breve tempo possibile il paziente al trattamento specifico, perché sappiamo che, come si dice appunto, il tempo e il cervello, cioè questo è un farmaco che agisce nel più breve tempo, agisce soprattutto nelle prime ore dall'esordio dei sintomi, e sappiamo che entro le 4 ore e mezza l'efficacia è massima, mentre dopo le 4 ore e mezza si rischia un evento di trasformazione emorragica dell'ischemia. Quindi il nostro sforzo anche dal punto di vista didattico, creando un percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale, è proprio quello di cercare di far capire ai professionisti e anche alla popolazione dell'esistenza di questo percorso che definisce tutte le fasi, dal domicilio alla fase ospedaliera, alla fase post-ospedaliera e quindi riabilitativa, fino alle diverse situazioni di RSA e di domiciliazione. Definisca un percorso definendo gli strumenti, i professionisti interessati e i diversi setting. Un percorso che secondo noi è fondamentale in una gestione corretta dell'ictus. Questo lavoro di formazione, che è iniziato proprio ieri, con una prima giornata, coinvolgerà circa 800 persone, 800 professionisti nell'ambito della provincia di Pordenone. Quindi abbiamo configurato 9 giornate didattiche proprio con lo scopo di rendere noto questo PDTA, questo documento che è stato adottato dalla Regione, quindi prima dalla Regione ma poi chiaramente dalle direzioni aziendali nell'agosto scorso e tramite appunto delibera regionale.